a 98 anni va a fare la sua visita ginecologica. Ma era passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che c'era stata che non si ricordava neanche più come si doveva mettere. Cioè dove doveva mettere le gambe, ci aveva messo le braccia sulla poltrona. Dice, signora, non sono un dentista. Dopo 3/4 d'ora mia nonna trova la posizione, finalmente il dottore infila il guante e comincia la visita. Sì. Scusi un attimo, pronto? Ciao Paolo, siete arrivati? Bella Venezia, tua moglie? Le piace. Come state? Bene? Io? Ma così e così, non è che... Dimmi tutto Paolo, sei in piazza San Marco, devi arrivare alla stazione. Senti a me, prendi la prima a destra. Se vai su c'è un giornalaio. Facendo il giro del giornalaio a sinistra trovi una fontana. A quel punto non ti puoi sbagliare. Scendi giù, la prima a destra c'è la stazione. Ciao Paolo, salutami tua moglie. Si gira mia nonna. Oddio signora mi scusi, dove era Mauri Meazzi? Mia nonna, dottore, fammi fare un altro giro a Venezia. Un applauso! Grazie. Due vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così, 90 anni, sei dire avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mia moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbagli? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno. Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo ti rintosta e te fa ritornare come il ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, È inutile che poi voi maschietti ve ne andate in farmacia a comprare quelle pillole azzurre. Dopo i 60 parte la coronaria, Quel mio amico che è andato in farmacia e senza dire niente alla farmacista ha aperto le mani così, muto. La farmacista l'ha guardato, crema per le mani, no, mi devi dare 10 pasticche di Viagra. 10, sì. Domani a Roma atterra un aereo con 160 californiane, voglio fare la mia porca figura. Gli snocciola 10 pasticche di Viagra e se ne va. Il giorno dopo il mio amico ritorna in farmacia un'altra volta con le mani così. La farmacista è incredula, altre 10 pasticche di Viagra, no, crema per le mani, l'aereo non è atterrato. Signora, ma che gliela spiega? Allora Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Chili mi so fatali guidizza. Mi piacerebbe andare a ballo, ma hanno lasciato qui a pulire. A un certo punto, la fata. Che vuoi? Vuoi andare a ballo? Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa, ho capito. Arriva al ballo, chili mi so fatali. Entra dentro la sala, il principe vedi a gnoccolona, ecco. Cominciano a ballare di Cenerentola. E il principe Cenerentola. A me mi è venuta fame. Già c'ha fame questo. Arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto. Si mette a letto sdraiato, a un certo punto si gira, vicino al tavolino c'è stava tutta frutta. Comincia con figo, comincia con uvetta, arancio, a un certo punto piana fetta d'anguria, se la mette davanti. Se gira Cenerentola, Cenere, a che ora devi tornare a casa? Ai 2, ai 3, ai 4. C'è questo bambino che sente provenire questi lamenti dalla stanza dei genitori, spalanca la porta e vede il papà abbracciato sopra la mamma. Dice, che fate? Il papà, preso alla sprovvista, si copre, imbarazzato, dice, niente, pensavamo di darti un fratellino, io non lo voglio, sto bene solo. Chiude la porta e se ne va. 2 giorni, madonna, questa è cipolla però. Io no, è cipolla. Sai con lo spaccatrodio che... Spalanca la porta e trova la mamma sopra il papà. E adesso la mamma, presa lei la sprovvista, molto imbarazzata, dice, niente, pensavamo di darti una sorellina, non ci siamo capiti. Io non voglio il fratellino, ma non voglio neanche la sorellina. Chiude la porta e se ne va. San Giovanni, 3 giorni dopo, fuochi d'artificio, sangue di dopo. Sempre la signora, vi faccio presente che ride. Il bambino si mette al buco della serratura e vede la matra a 4 zampe e il papà di dietro. Spalanca la porta, oh, non voglio neanche il cagnolino. Signora, ma che fai? Gliela spiega a suo marito. Papà, che mi porti a Ozzo? Ti ho detto che se te vogliono vedere vengano a casa. La moglie al marito, caro, ma perché stai a tagliare la coda al cane? Perché stasera viene tua madre e quindi fa festa a nessuno. Siccome è un'ebbrezza per una donna quasi 48enne avere una passerella così, io chiederei alla regia, visto che mi sto preparando per il Festival di Sanremo, perché probabilmente il prossimo anno lo farò anch'io, perché per fare la modella, avete visto qui tante modelle in erba, molta erba, quest'anno ci sarà Amadeus, ma quando si apre il sipario c'è una meravigliosa scalinata più o meno come questa. La difficoltà è la scala. Vi faccio vedere Valentina Persia, se non è meglio di una modella, occhio.
va dall'oculista. Buongiorno dottore, buongiorno signora, prego una visita, sì, ecco, mi faccio vedere subito. La signora si comincia a spogliare. No signora, guardi, io so un oculista, non so un medico generico, penso che qui ci sia un equivoco. E un attimo che mo te lo spiego, no? Se leva la giacca, se leva la gonnella. Signora, torna a ripetere, io sono un oculista, non sono un medico generico, io visito gli occhi. E un attimo che vai di fretta, mo te lo spiego il problema. Se leva sotto la mutandina, se leva il reggiseno e se sdraia sul lettino. Dottore, vieni a mettere qua. E il dottore, signor, io sono oculista ma sto pure nuovo. Non mi provochi, la carne è debole. Tu sto di, vieni a mettere qua. E il dottore si avvicina. La signora Opia se lo butta addosso e cominciano a fare l'amore. La signora, dottor. Ecco, io a sto punto non ci vedo più niente. Che poi adesso fateci caso, il cellulare, l'uomo, soprattutto l'uomo, per essere figo, e per gesticolare, perché noi italiani gesticoliamo, non se lo porta più all'orecchio. Oggi si usano quegli auricolari. Quindi la gente parla per strada solitaria. Io sono arrivata oggi all'aeroporto di Cagliari Elmas, vicino ai parcheggi c'era un ragazzo vicino a un cespuglio che faceva: come stai? Ti sento un po' giusto per io. E quando sta giù è un problema. È inutile che poi voi maschietti ve ne andate in farmacia a comprare quelle pillole azzurre. Dopo i 60 parte la coronaria. Allora ci stanno una coppia di sposi prima notte di nozze. Per curiosità, ma lei dopo la prima notte di nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Vedi che fortuna la signora. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì, tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? 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 Ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Un piccolo consiglio. In Sardegna lo faccio in qualsiasi regione, anche qui da voi, a San Giovanni Suergiu. Faccio un augurio io a tutte quelle donne, a quei genitori, a quelle mogli e marito che stanno cercando di essere genitori. E quando lo diventeranno, a voi che gli siete vicino, non bombardateli con notizie esterne che portano poi al soffocamento di una mamma. Fagli il bagnetto, dagli il latte, perché non glielo dai, perché gli metti il body, perché non glielo lavi. Ma il bagnetto d'inverno tutte le sere, ma che glielo fate a fare? Ma che vanno a zappare la terra? Vengono le allergie, signore, fate come quando ero piccola io, il bagnetto, noi 5 figli lo facevamo una volta a settimana, il sabato, finivi scuola, se t'acchiappavano te lavavano. Ma a casa mia, altri tempi, l'acqua non si cambiava nella vasca. Usciva il primo, entrava il secondo, usciva il secondo, entrava il terzo il quarto, il quinto, mia nonna all'ultimo se faceva i fanghi. Non mi è capitato a me quando c'era lui. Io non parlo di politica, ma a onor del vero c'è da dire questo, che quando c'era il mega presidente del consiglio Silvio Berlusconi al potere, che fece quello scandalo delle ragazze di Palazzo Grazioli, le Olgiatine, a parte il fatto che a queste nessuno gli aveva messo una pistola in fronte, ci andavano di loro spontanea volontà. Signori, per una botta dai 5-10 mila euro io non ci posso pensare. A me perché non mi han invitato, perché se no un paio di botte gliele davo pure io, me le facevo. No. Mi sistema, pensa se a me mi diceva mi consenta, dico guarda entra che qui è da mocche aperto. Tu pensa se a me mi regalava il cane Dudu, lui l'andava cercando Dudu, io 7 un paio di mesi. E invece non mi ha invitato. E quindi mi tocca lavorare di mio e fare questo mestiere che oramai faccio da 25 anni, quello di portare il sorriso nella vita delle persone, del sorriso. E io volevo lasciare il pubblico di San Giovanni Suergiu perché sono legata a questa persona, ho conosciuto la sua famiglia. Ne indispiager, oh pensamento, t'assicuno che sono bramo, cantamo forte, tamo e tamo. T'assicuro che
sono 4 carabinieri che vanno a donne, signora. Le donne, quelle che hanno il fuoco davanti. Vabbè, si scalda la cena. Vabbè, c'è chi la vuole cotta, chi la vuole fredda. Si mettono nella stessa macchina 2 seduti davanti e 2 dietro. Arrivano all'angolo di una strada dove c'è una bionda 1,90 m, occhi azzurri, un seno, un lato B. Il carabiniere davanti tira giù il finestrino, fa: signorina, quanto prende? La signorina 50 davanti e 70 di dietro. Il carabiniere dietro tira giù il finestrino: perché a me... Vabbè, maresciallo, grazie, buon lavoro. Mo se stanno a dividere posto, qui tocca fare casino stasera. Cosa c'è di più bello? Io sto provando tutte le diete in assoluto perché devo perdere 15 kg. Sono andata dal mio dottore, gli ho detto: dottore, come posso fare per dimagrire? Dice: devi togliere le 4 P. Quali sono? Pasta, pane, pizza e patate. Gli ho detto: metteci la quinta. Qual è? Porca puttana, che campo a fare? Ammazzami subito. Lo farei venire qui io, dottore, con sto odore di cipolla, io già... Io sono stata furba perché dopo i 40 ho adottato la moda Romina Power. C'entra pure Albano. Il dottore mi ha detto: guarda che lei la pasta la può mangiare. Veramente sì, 40 grammi le spettano di diritto. Ah, ecco. 40 grammi io sento giusta se è buona de sale, sono finiti. Tutti oramai vogliamo assomigliare alla Rodriguez. Sì. Lei ha avuto una vita difficile, signori. È partita dalla lontana Argentina per venire in Italia. Ha detto alla sua famiglia: io risolverò le sorti della mia famiglia e vi porterò tutti in Italia. Signori, ma voi che ne sapete quanto si è dovuta piegare? Che se vado io in Argentina e mi piego così, pure io mi rimandano a casa dopo un'ora. Signori, la Rodriguez è la donna più bella che c'è nel panorama televisivo italiano. Non dite io l'ho vista. La Rodriguez il lato B ce l'ha alto perché arriva da una terra in cui gli accenti sono tutti in levare. In alto, in su. Quando gli fanno un'intervista: da dove arrivi? Dall'Argentina. E da dove? Da dove? Buenos Aires. Signora, se lo domandano a lei: da dove arrivi? San Giovanni Suergi. Guarda dove cazzo è finito il tuo. Non lo rialza più, signora. Lasci fare. Io sono arrivata oggi, sono scesa all'aeroporto di Cagliari Elmas, una signora mi ha fermata e mi ha detto: ma lei non è Valentina Pezzi, è quella che lavora in televisione? Dico: sì signora, sono io. Ma lo sa che è meglio da viva? Beh, lo credo bene, c'è un po' di colorito. Da morta non è una bella veduta. Un'altra signora mi fa: ma lei non è Valentina Pezzi, è quella che lavora per la televisione? Dico: sì, un altro paio di rate e l'ho finita di pagare. Poi comincia a lavorare per una lavastoviglie, la lavatrice. La Rodriguez a voi uomini, perché siamo un popolo di uomini maiali. Che ve la fa vedere, non ve la fa vedere, ve la dà, ma tanto a te non te la dà. Dice: l'altra sera stavo facendo l'amore con mio marito e mi ha detto: amore, perché non ti lamenti? E lei non capiva, dice: ma perché mi devo lamentare? Perché la donna che si lamenta nell'atto sessuale mi fa arrivare il fuoco al cervello. La mia amica le ha detto: vabbè, mi devo lamentare, sì, si è rotta la lavastoviglie. Aveva capito che era quello il lamento.